Ci siamo anche per oggi, buon pomeriggio da Europa Network, Franco Segreto con Replay, oggi 12 ottobre 2020, la Serie B ha osservato un turno di riposo per la nazionale italiana, mentre si è giocato in Serie C 0-0 a Vibo tra Vibonese e Catanzaro nel derby appunto calabrese. Parleremo di tante cose, oggi tanti contenuti. Intanto vado a presentare, oggi non è con noi Stella Battaglia per motivi professionali intervenuti precedentemente, ma è con noi Vincenza Gallo. Grazie Vincenza per essere qui con noi a Replay. Buon pomeriggio Franco, grazie a te, un salutone alla nostra collega Stella Battaglia. Ok, salutiamo Stella e allora io vado subito a presentare gli ospiti di oggi che sono Attilio Marena, finalmente qui da noi, buon pomeriggio. Più via Skype o via telefono, in persona Attilio Marena e poi il direttore sportivo dell'Avello Domenico Roma. Grazie Domenico per aver accettato l'invito ex Vibonese, parleremo anche del calcio dei dilettanti. Grazie. Come andiamo intanto? Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che oggi è abbastanza Sei tranquillo perché l'Avello ha vinto, è 3-0. Abbiamo 2 in settimana, abbiamo vinte 2. Sì, Poi mi dici come si lavora con Zeman, anche se il figliolo di Zenek e Karel. Io direi subito di andarci a collegare con Sky, con la redazione di Sky. Prego Enzo Leonetti regia, che ringrazio anche Mario Scarpelli che dirige la Camera. Attilio Marena, allora cosa vogliamo dire? Questa pausa è capitata a puntino per quanto riguarda tutti i nuovi acquisti delle squadre. C'è un nemico che è complicato da dover fronteggiare, che però persisterà a meno di clamorosi colpi di scena. Ci auguriamo tutti nel più breve tempo possibile si possa debellare, ma il Covid entra a far parte definitivamente ormai del mondo del calcio. Ogni giorno si assistono a nuovi casi di contagio e regole chiare, precise, fattive che possano di fatto consentire al mondo del calcio di andare avanti sono auspicabili. Nel mondo dei dilettanti come ci si comporta con questo Covid? Quali sono i protocolli, Domenico? Il protocollo, quello richiesto, è il sierologico almeno 48 ore prima del match, però parlo della mia società, noi invece facciamo tamponi settimanali, quindi c'è chi ha già fatto 5 tamponi, dai 3 ai 5 tamponi li hanno fatti tutti, anche perché noi abbiamo avuto il problema che abbiamo avuto 2 ragazzi con Covid, quindi abbiamo dovuto affrontare una situazione particolare che però alla fine siamo riusciti a gestire in maniera eccellente. E allora Vincenza, noi possiamo dare il numero in sovraimpressione che già lo possono leggere i nostri... Diamo il nostro numero WhatsApp per poter interagire direttamente con noi, 345 921 1221. Scriveteci in tanti, cercheremo ovviamente di leggervi tutti. E allora, in attesa di collegarci col nostro Enzo Leonetti e con Gianluca Di Marzio, dicevo dello stop per la nazionale, Regina e Cosenza stanno mettendo a punto un po' le situazioni dei nuovi arrivi? Nel dopomercato il Cosenza non ha perso di fatto la sua identità, è una Regina che ha già trovato di fatto il suo equilibrio grazie all'ottimo lavoro di Mimo Toscano, un mercato che ha consentito comunque allo stesso tecnico ex Cosenza tra le altre di poter contare su una rosa molto lunga, di poter contare su calciatori che non hanno nulla a che fare con la categoria come Jeremy Menez. Dall'altra parte il Cosenza, reduce da un mercato, lo abbiamo detto anche molte volte nei nostri collegamenti insieme, alla Cosenza, un mercato fatto di tante scommesse che però consentirà a Roberto Chiuzzi di cementificare ulteriormente un'identità post-Covid che il Cosenza ha assimilato molto bene. Allora, Vincenzo, ci fanno segno alla regia, dovremmo essere collegati con Gianluca Di Marzio da Sky, vediamo se c'è. Pronto Gianluca? Ciao Franco, ciao a tutti, ciao. Grazie di essere intervenuto col tuo Grand Hotel Calciomercato. Abbiamo tutte le slide che praticamente siamo riusciti a raccogliere grazie anche allo zampino del grande Gianni. Grazie all'assist del Di Marzio vero, Di Marzio Senior, sì, al quale io mi sento particolarmente, come dire, legato e collegato da tanti anni e da tanto tempo. Allora, come nasce l'idea di questo Grand Hotel Calciomercato, Gianluca? Ma guarda Franco, nasce perché dopo tanti anni comunque di marciapiede nelle varie trattative, nei vari affari, cercavo un po' di tempo per raccogliere frutti di anni interi di lavoro e soprattutto testimonianze di affari, di particolari, di retroscena, di curiosità, di aneddoti. Insomma, volevo raccontare un po' dietro le quinte di questo fenomeno del calciomercato che è diventato un fenomeno sociologico. La gente parla quasi più del calciomercato che non del calcio giocato, e il Covid e il lockdown mi sono venuti in aiuto, nel senso che quel periodo passato
a casa senza poter uscire, dove per carità lavoravo lo stesso per Sky, però comunque avevo più tempo libero, mi ha permesso di poterci mettere testa e di poter soprattutto raccogliere quelle testimonianze, quindi sentire diretti interessati, trovarli anche disposti a viaggiare con la fantasia, a ricordare i momenti più particolari delle loro carriere, e quindi poi ho messo giù un po' tutto e spero che ne sia venuto fuori un piccolo saggio, una piccola raccolta che possa essere leggera da leggere, e mi pare che i primi risultati siano incoraggianti, siano positivi. 23 capitoli, leggevo, 300 pagine, poi nelle slide abbiamo visto il presidente Cairo, oltre al tuo papà, il DS Meluso, Paratici, che è il più grande bugiardo tra i direttori sportivi, così l'hai definito, ho visto una grande risata, c'è anche il direttore sportivo dell'Inter, insomma, chi più ne ha più ne metta. No, mi ha fatto piacere anche e soprattutto per mio papà, che quando abbiamo presentato il libro il 1° ottobre tanti personaggi del mondo del calcio che state vedendo siano venuti, ripeto, più per me, ma per rispetto a lui, per quello che ha fatto comunque lui nella sua carriera e come papà nel crescermi in questo modo, quindi ho visto... Vedo anche Faina, Marchetti da lontano, perché qui abbiamo anche le distanze, no? Sociali, come suol dirsi, distanziamento sociale. Vedo poi nella slide anche, dicevo, Faina, Marchetti, Alessandro Bonanna, tutti gli amici di Sky, chi più ne ha più ne mette, insomma. Sì, è stato bello, è stato un bel momento, mi ha fatto molto piacere anche ricevere dei complimenti da Aldo Grasso, che ringrazio pubblicamente sul Corriere della Sera, perché insomma al di là della mia persona, ma è proprio il genere, il brand che siamo riusciti a creare con Sky, una trasmissione leggera che accompagna tutti la sera e che ripeto è diventato un qualcosa spero di rinunciabile per quelli che amano la televisione. Allora io passo subito alla parole per la collaboratrice di oggi, che è Vincenza Gallo, una domanda per Gianluca Di Marzio, e poi abbiamo anche il nostro collega Attilio Malena che vuole porti poi una domanda. Un saluto a tutti, ciao. Buon pomeriggio Gianluca, allora intanto congratulazioni per questo libro veramente interessante e Me le dovrai fare dopo averlo letto però, mi raccomando. Assolutamente, e ti garantisco che lo acquisterò senza alcun poi problema. Gli chiederemo quando verrà a Cosenza a presentarlo. Esatto. Organizza Franco che vengo, organizzate voi che vengo volentieri. Ok. Guarda, la mia in realtà è una curiosità, proprio perché lo voglio acquistare, però vorrei, come dire, porti una domanda proprio in merito. Da quel poco che ho letto è un libro veramente particolare, perché affronta un argomento che è inutile dirlo, all'Italia piace davvero tanto. Tu parli anche di soldi, di promesse rispettate e non rispettate, e arrivi anche a trattare di coinvolgimenti da parte di banche nazionali, addirittura di Presidente del Consiglio. Ci racconti una chicca a tua scelta? Ma guarda, ce ne sono... È andata al cuore del problema la nostra Vivi. No, guarda, ce ne sono tante, una riguarda proprio un cosentino, ovvero Beppe Bozzo, l'avvocato di Antonio Cassano per tantissimo tempo. A qualcuno dovrebbe dire grazie Beppe Bozzo, che salutiamo. Vabbè, comunque c'è un racconto molto particolare di quando Bozzo incontrava Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, per Cassano al Real, ed erano in un albergo a Madrid, all'NH Eurobuilding, ed erano seduti nella hall che stavano parlando. Florentino Perez non era molto convinto, perché diceva no, ma sai, mi dicono che Cassano così, Cassano colà, ma quanto vuole guadagnare? A un certo punto da lontano si sente una voce, no, Florentino, e da lontano tutti guardano, ed era Raffaella Carrà, perché Raffaella Carrà lavorava in Spagna in quel momento, no, a Telecinco, e quindi anche Bozzo la guarda da lontano, dice: che ci fa Raffaella Carrà? Beh, insomma, Raffaella Carrà si avvicina a questo tavolo, no? Va da Florentino Perez e con nonchalance dice a Florentino Perez, dice: ma sai Florentino, ho letto sui giornali che stai prendendo Cassano, per carità non lo prendere, che quello è uno scemo, quello è un pazzo, lascia stare. Quindi potrai immaginare le risate di Bozzo di Florentino Perez con Raffaella Carrà che dice di non prendere Cassano. Alla fine Cassano andò veramente al Real Madrid, ma aveva ragione Raffaella Carrà, perché non era la sua squadra, è vero. Quindi, sentiamo Attilio Malena, così poi lo liberiamo. No, assolutamente Gianluca, per chi poi si occupa di mercato non può che essere un modello da seguire. Partendo Gianluca da un presupposto, qual è stata la più pazza trattativa che hai seguito in questo calciomercato, che inevitabilmente ha condizionato una sessione più pazza che mai?
Ma in questo calciomercato, visto che appunto parliamo sempre di Bozzo, ma ripeto è una casualità, ma direi Tonali, perché Tonali al Milan è stato un colpo di scena. Tonali era molto vicino all'Inter, è stato a un passo dall'Inter, poi per motivi un po' di crisi economiche, quindi di Covid, un po' di cambiamenti di strategie, l'Inter si è tirata indietro e in quel momento il Milan è stato molto abile nell'inserirsi, nell'andare da Cellino, è il giocatore che tra l'altro è milanista, ha spinto molto per andare al Milan, però ecco quella è stata un po' la più intrigante, perché comunque con Inter e Milan di mezzo, con l'Inter che appunto l'aveva in pugno e poi il giocatore è andato al Milan, credo che sia stata quella più particolare. Non c'era tempo per inserirla nel libro, ma spero che nella prossima edizione, se la farò, di dedicare un capitolo anche a Tonali. Grazie a Gianluca Di Marzio da Sky per essere intervenuto qui da noi a Replay. Allora noi siamo qui per la presentazione di questo libro. Va bene? Prossimamente. Grazie. Salutaci gli amici di Sky, grazie. Allora, insomma, è molto bella. Visto che bella domanda che ha fatto Vincenza, consigli qualche Io tendo ad andare sempre a stuzzicare un attimino quelli che potrebbero essere all'apparenza i discorsi un po' meno semplici da gestire, però poi Franco penso che quando uno scrive un libro la bellezza è anche questa, rivelare quella parte un po' più segreta che fa uno scoop sano, perché di questo poi si tratta. Hai visto Ausilio che era un po' col broncio lì, il direttore sportivo dell'Inter, mentre Paratici quando gli ha detto che era il più grande bugiardo tra i direttori sportivi rideva dietro la mascherina, sì, però il destino di entrambi potrebbe portarli poi cambiare, Ausilio da una parte non credo ci siano problemi, su Paratici dall'altra parte c'è una società che sta facendo carte false per prenderlo, non è una novità che è la nuova Roma targata Friedkin, per cui ripeto, le storie di mercato poi sono sempre diverse, tante, ne potremmo raccontare nel nostro piccolo anche noi, di trattative che dovevano andare in porto e che poi non si sono concretizzate, e il bello poi di chi fa questo mestiere, trattative che poi ti sembrano scontate e poi alla fine ci sono sempre dei retroscena da accolorare quello che poi Gianluca diceva è un fenomeno sociale. In realtà chi non ne parla sostanzialmente conferma che il mercato è un fenomeno sociale. C'è una domanda, oppure poi ci scrivono i nostri telespettatori? Sì, c'è una domanda per Attilio. Io direi dalla regia di metterci in contatto con Rai Sport, non so se ci siamo già, abbiamo una telefonata. Buon pomeriggio ad Andrea Agostinelli. Buon pomeriggio a voi. Grazie per essere intervenuto qui con noi a Replay. Andrea, allora che vogliamo dire di queste due prime giornate del campionato di Serie B? Perché io ho seguito gli anticipi, che naturalmente con la tua voce tecnica, e poi parliamo in particolar modo di Cosenza e di Reggina. Cosa ha detto finora il campionato? Questo Cittadella che è al primo posto con 2 vittorie consecutive contro Brescia, Cremonese e Brescia. Ma ha detto solamente questo, che Cittadella, se qualcuno ancora reputa Cittadella un borgo, un borgo antico veneto, si sbaglia. Bellissimo. Oltretutto molto bello, di 1 chilometro di diametro da una porta all'altra, diciamo da una porta della città all'altra, quindi veramente si sbaglia, perché oramai è una realtà indiscussa del campionato di Serie B, insomma un po' un piccolo Chievo, diciamo, via. Sì. Un Chievo storico, quindi devo dire che il campionato di Serie B per dargli un'occhiata reale bisogna aspettare almeno 10 giornate, perché all'inizio è tutto un punto interrogativo enorme, però insomma alcune corazzate si notano solamente a leggere la rosa, quindi che dobbiamo dire? Dobbiamo dire assolutamente che il Monza non ci sono dubbi che è una corazzata, e credo che stamattina la Gazzetta dello Sport, scusami Andrea, metteva in evidenza il fatto che il Monza è la squadra più quotata fisicamente perché ha 4-6 centimetri in più rispetto alle altre. I colleghi della Rosa sono andati a studiare anche questo dal punto di vista della fisicità. Ma guarda, le categorie le fanno anche quelle. Se voi vedete entrare in campo una squadra di Serie C e una squadra di Serie B e di Serie A, e gli date una maglietta bianca e una maglietta nera, per esempio, sì? Vedrete che l'altezza media della squadra è assolutamente enorme. Quindi, oltre al fattore tecnico, quindi alla qualità del giocatore, c'è una fisicità che ovviamente si può riscontrare nelle varie categorie.
C'è Vincenza Gallo, la mia collaboratrice, che vuole farti subito una domanda. Puoi andare, Vincenza? Andrea, buon pomeriggio. Prima della fine del calciomercato tu hai fatto delle dichiarazioni abbastanza importanti. Hai affermato che le piccole squadre sono quelle che sostanzialmente soffrono di più la perdita del pubblico e che vedevi come favorita del secondo posto il Crotone, ma senza perdere comunque di vista appunto la squadra del Cittadella. Ti ritrovi ancora in queste affermazioni o hai cambiato qualcosa post calciomercato? No, assolutamente non ho cambiato nulla, perché credo che, per esempio, per quanto riguarda il Crotone, che potrebbe fare diciamo del suo stadio, dato che ci ho allenato un fortino importante che dà punti, è ovvio che la piccola squadra ne risente di più, per quello che penso io. Sentiamo il collega Attilio Malena per Andrea Agostinelli. Sì, saluto il mister innanzitutto con grande affetto, partendo da un presupposto, mister, che è un campionato sempre molto difficile da interpretare, a maggior ragione in questo particolare momento storico, ma a livello tattico chi delle due calabresi in questo momento le è sembrata maggiormente convincente? Il 3-5-2 di Mimmo Toscano con un Menez già scatenato, o dall'altra parte l'identità, il cuore del Cosenza di Roberto Chiuzzi? Ma guarda, il Cosenza, devo dire che con il suo allenatore, che è stata una grandissima sorpresa, perché dobbiamo dire la verità, da quando ha preso la squadra ha fatto veramente delle grandi cose, quindi è da tenere molto molto d'occhio. Certamente Toscano con la Regina è un allenatore più esperto, e credo che onestamente la Regina possa essere una rivelazione di questo campionato, perché mi sembra che abbia una società solida, e ancora di più se dovessero riaprire, questo ce l'auguriamo, anche al pubblico, potrebbe essere una cosa molto importante. E Andrea, tu sicuramente sarai presente per l'anticipo di Brescia, che si giocherà venerdì, no? Brescia-Lecce, una partita molto importante, il Brescia ha cambiato allenatore, Cellina è abituata a queste cose sin dai tempi del Cagliari, ha preso ancora Lopez al posto di Del Neri. Che gara sarà questo Brescia appunto contro il Lecce? Ma che gara sarà? Ovviamente sono due squadre che sono retrocesse, ancora per me hanno un po', diciamo, ancora non si sono levate di dosso un po' di delusione. Devo dire che il Brescia è partito male, ma voglio dire, bisogna anche capire che due domeniche un allenatore come Gigi Del Neri è stato un po' una sorpresa essere mandato via dopo subito. 180 minuti, insomma. Esatto, mi sembra oltretutto una squadra che si deve un attimo adattare subito al campionato. Le squadre che retrocedono spesso e volentieri non riescono subito ad immediatamente in questo campionato, ma detto questo sono anch'io molto curioso, perché lo stesso Lecce, che è una squadra che cercherà di ritornare su, ma non avrà vita facile, quindi sono molto curioso. Guarda, su queste due squadre non ho un'idea precisissima in questo momento. Ti chiedo un'ultima cosa: il Cosenza ospiterà la capolista Cittadella, mentre la Regina di Mimmo Toscano andrà a Chiavari contro l'Entella. Cosenza Cittadella, bella partita, perché Occhiuzzi da una parte ha delle idee molto innovative, dall'altra parte Venturato con Marchetti, il direttore sportivo, che insomma riescono ogni anno poi a centrare i playoff col Cittadella. Guarda, se c'è una squadra pericolosa, incontrare in casa è il Cittadella, perché il Cittadella per me statisticamente, non mi vorrei sbagliare, ma fuori casa è la squadra che fa quasi più punti ogni anno, quindi è una squadra che gioca allo stesso modo in casa e fuori. In casa non ha un grande seguito di pubblico, quindi per loro giocare senza pubblico, cioè loro giocano in casa e fuori allo stesso modo. Ogni anno riescono a fare delle squadre prendendo dei giocatori da categorie inferiori che gli riescono, specialmente le punte. Io dico sempre che un attaccante di quarta serie che lo compra in Cittadella è già parte bene, perché statisticamente hanno fatto sempre dei grandi campionati le punte con tanti gol. Quindi è una partita molto difficile per il Cosenza. D'altro canto però mi sembra che, ripeto, ritornando agli elogi di prima, che il Cosenza sia una squadra che, chissà, quest'anno può anche soffrire meno. Ok, grazie ad Andrea Agostinelli per essere stato con noi qui a Replay, buon lavoro. Ciao. Grazie. Allora, diamo la parola a Vivi, 345, hai detto 921 12 21, il nostro numero per chi volesse interagire via WhatsApp.
possiamo dare spazio appunto ai messaggi. Guarda Franco, ovviamente sono tantissimi i telespettatori che ci scrivono, cerchiamo veramente di leggervi tutte. Una considerazione per te Attilio, quindi una domanda, da parte dell'avvocato Antonello Aprile, tra l'altro, che salutiamo. Come no? Una considerazione circa il giudizio del mercato che Cosenza ha portato avanti. Per l'avvocato voto 6, però ti chiede: Occhiuzzi potrebbe rimodulare gli 11 a seconda delle esigenze, poteva probabilmente ottenere un 7 con un difensore per completare così quelle che sono le coppie e un cursore di destra con maggiore esperienza. Che cosa ne pensi? Ma innanzitutto saluto l'avvocato che non vedo da un po' di tempo, con grande affetto. Lo salutiamo pure noi. Credo, io personalmente ho dato 6,5 al mercato del Cosenza dalle colonne del calciocalabrese.it perché c'è una premessa dal mio punto di vista da dover fare, che il Cosenza non può effettuare un mercato come quello delle altre formazioni che hanno più budget, per cui abbiamo definito il mercato alla Trinchera, il mercato alla Cosenza, con le solite premesse, con le solite difficoltà e anche con le solite soluzioni. Trinchera ha preso un buon voto però, sia dal Corriere dello Sport che dalla Gazzetta dello Sport. No, penso ci siano delle scommesse potenzialmente già vinte in partenza, come Bois, come ad esempio anche lo stesso Petre, però è chiaro che ci sono assolutamente forse potenza del Nantes. Assolutamente, però è chiaro che è un mercato che cozza con quello che chiedevano i tifosi, il famoso salto di qualità, però tenderei ad essere fiducioso, a fidarmi dell'ottimo lavoro di Stefano Trinchera, per cui sono a metà tra il 7 e il 6, penso che il 6,5 per ciò che aveva a disposizione Stefano Trinchera sia un voto più che dignitoso. E allora proprio su questa affermazione del nostro Attilio Malena vi invitiamo a rimanere con noi, c'è un attimo di pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di Replay, abbiamo sentito prima Gianluca Rimarzio e poi Andrea Agostinelli, dei passaggi importanti da parte di Agostinelli, caro Attilio. Ha parlato un po' in generale delle squadre della Serie B, ma in particolar modo di Cosenza e di Reggina. Stavi finendo forse il concetto, vogliamo dare la parola a Domenico. Allora, Domenico, cosa ne pensi di quello che ha detto Andrea Agostinelli appunto sul discorso Cosenza e Reggina? Ero pienamente d'accordo con lui. La Reggina ha fatto un mercato con nomi altisonanti per un progetto che magari aveva a lungo spettro qualcosa di puntare quantomeno ai playoff. Invece sono molto fiducioso del mercato che ha fatto Trinchera a Cosenza, perché lo vedo un mercato intelligente, fatto con poco budget, però fatto in maniera intelligente. Poi c'è comunque il plus valore del Cosenza è Roberto Occhiuzzi. Io lo dissi a Illo Tempore, che era secondo me un tecnico che avrebbe avuto una carriera importante, lo ribadisco ora, perché secondo me è una persona preparata con delle idee ben definite e che riesce a trarre il massimo da qualsiasi calciatore. Guarda, poi ti devo fare una domanda sul Camerun, perché so che tu praticamente hai collaborato anche col Torino con praticamente questi ragazzi che giungevano in Italia dall'Africa eccetera, e che il presidente Guarascio l'altro giorno diciamo in anteprima sport con Anna Franchino, c'era Pippo Gatto, il collega anche del quotidiano della Calabria Alfredo Nardi, ha fatto un passaggio proprio sul Camerun. Poi ti voglio fare una domanda, puoi andare tu. Direttore, una domanda per te da parte dei nostri telespettatori. Ti chiedono se il mercato del Cosenza secondo te può ritenersi concluso, oppure se c'è ancora magari da dare uno sguardo magari agli svincolati. Beh, credo che Stefano abbia fatto un mercato con tantissimi nomi, sia una rosa ben fornita, però credo che se ci fosse un'opportunità sul mercato non lascerebbe scappare. Sicuramente andrebbe a rimpinguare la rosa dove più gli servirebbe, però secondo me attualmente è una rosa abbastanza piena, abbastanza ci sono completa. Le coppie, diciamo, sono 25 sì, le coppie. Poi la squadra la fai sulle coppie, sul modo, sulle coppie, quindi credo che sia abbastanza completa. Sì, sono curioso nel frattempo io chiedo alla regia di metterci in contatto con Reggio Calabria. Grazie Enzo Leonetti, Reggio Calabria, se mi dai dopo. No, sul Cosenza sono curioso di capire anche il ruolo che potrebbe avere Vera, perché Vera ha anche caratteristiche molto simili, per fare un esempio più grande di Kolarov, che può essere utilizzato da Antonio Conte nei 5 di centrocampo o nel terzetto di difesa. Vera può fare sia il braccetto a sinistra nella difesa al 3 oppure il quinto. Volta ha fatto anche il centrale difensivo di piede sinistro. Io invece vado controcorrente. Cioè?
Io per la prima volta voglio vedere un ragazzo del settore giovanile che si sta esprimendo in maniera intelligente. Secondo me Sueva farà un grandissimo campionato. Praticamente fa parte già della prima squadra. Sì, no. Però io, già che sei entrato in argomento, ho visto qualche giocatore, qualche giovane interessante tipo il Lavardero, oltre a Sueva, che mi è piaciuto molto, insomma, anche durante la partita con lavorato bene anche di Coppa Italia. No, credo su Sueva di intravederlo in maniera diversa, più convinto dei propri mezzi, fisicamente ben più strutturato, forse manca quel pizzico anche di cattiveria Maresca, sotto porta. Maresca, magari ha tradito un po' l'emozione nella gara di Coppa Italia, però è un ragazzo, mi dicono, di prospettiva. Ho avuto l'opportunità di parlare anche con la gente di Sueva, perché c'era stata una nostra richiesta per portarlo da me a Lavello. Fabrizio Rosini. E con Fabrizio avevo parlato, il Cosenza lo dava all'inizio, voleva darlo in C, poi Roberto invece ci ha puntato in maniera importante di quelle parti mi parlavano di un ragazzo che era completamente maturato e completamente diverso da quello che era nelle passate stagioni, quindi sono convinto che possa fare un ottimo campionato. Ok, allora andiamo subito a Reggio Calabria. Giusva Branca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio Giusva. a voi. Buon pomeriggio a voi. Grazie per essere intervenuto. Allora, che si dice in quel di Reggio Calabria? Ho sentito Mimmo Toscano, mi ha detto che oggi avrebbe ripreso gli allenamenti, c'è questa partita di Chiavari con l'Entella, insomma lui l'ho sentito molto convinto e soddisfatto, lo avremo qui quanto prima, qualche lunedì che sarà qui a Cosenza. Conosciamo tutti molto, molto bene Mimmo Toscano. Detto questo, sappiamo quanto sia un caterpillar in questo senso. Lui si lascia condizionare poco da quello che succede intorno alla sua squadra. La Binda lavora duro e va per la sua strada. Il calendario in realtà lo ha abbastanza agevolato, secondo me, in questo inizio di campionato, perché la Salernitana in trasferta, il Pescara in casa e poi l'Entella in trasferta possono essere un buon viatico in attesa del derby col Cosenza tra 8 giorni, se non sbaglio. È vero, sì, poi ci sarà praticamente l'infrasettimanale che si giocherà giorno 20 alle ore 21 al Granino di Reggio Calabria. Allora, Vincenza, abbiamo qualche domandina per il nostro Giusva? Guarda, Giusva, ciao, buon pomeriggio. Ciao Vincenza, ciao a te. Allora, in realtà questa è una domanda barra curiosità che vorrei porti io. Tu sai che io seguo in maniera veramente accanita la tua pagina Sport Heroes e circa 2 ore fa hai scritto una cosa veramente bella, hai scritto: gli Amaranto si presentano per la prima volta a San Siro con una voglia matta di sorprendere tutto e tutti. Ovviamente facevi riferimento a Belardi, il rigore di Shevchenko. Ci racconti qualcosa di quella bellissima partita? Vincenzo, ti ringrazio, ma consentitemi una brevissima prefazione, perché Sport Heroes è una pagina che sto creando e che poi in realtà è un progetto teatrale che nasce con Teatro Primo, quindi ci saranno dei live che il Covid ci ha fatto spostare sulla pagina, ma riguarda gli Sport Heroes appunto di tutti gli sport e a 360 gradi su scala planetaria. Troverete Mohamed Ali, troverete Mennea, troverete anche protagonisti, per carità, dello sport calabrese, del calcio calabrese, quindi non solo Regina. Presto avremo delle cose, farò delle cose per esempio sul Cosenza, su Marulla, ecco, volevo chiarirla questa cosa. Bene, qualcosina pure sul direttore Gabriele Martino, che salutiamo e gli facciamo un grosso in bocca al lupo perché ha ricominciato all'eccellenza con la Vigor Lamezia. Lì non posso perché sono in conflitto di interessi palese. Ah, va bene, allora alzo le mani, ho capito. Maggiore, lo sanno tutti. Allora, Attilio Manella, vediamo. Dicevo, Belardi appunto era la prima volta a San Siro e la Regina del 99, l'esordio assoluto di Belardi in Serie A, che finì con rigore parato a Shevchenko al 90esimo, che lo fece entrare nella storia. Momenti indimenticabili, ma ogni club, ogni squadra ha momenti di questo genere. Vero. Che vorrei tutelare, vorrei ricordare. E allora, Attilio Malena, prima di lasciare il nostro collega Giusva Branca, è stato così sempre cortese e gentile. No, io tornerei con Giusva sul campo, ritornando poi alla fine sugli aspetti positivi di questo primissimo scorcio di stagione. A parte Menez, che tipo di calciatore in questo momento credi possa essere l'uomo in più attualmente in questo particolare momento storico per la Regina di Mimmo Toscano? Ma guarda, io credo che la Regina abbia bisogno in questo momento, come il pane, di un leader in difesa. Un leader che riesca non solo a gestire la difesa, che in realtà non mi è piaciuta molto in queste 2 gare, e neanche nell'amichevole col Benevento, e che soprattutto dia i tempi di uscita alla difesa.
Credo che Cionek possa essere l'uomo di esperienza e di spessore che possa far questo, perché poi francamente dalla cintola in su credo che l'operato del club sia inappuntabile. I calciatori sono tutti di altissimo livello e tra le altre cose anche tutti quelli là con gli anni sono tutti in condizioni molto molto buone, Menezzi in testa, in condizioni atletiche. Quindi la tua domanda è perfettamente pertinente e credo che la differenza la possa fare un leader al centro della difesa. Grazie Giusva, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, grazie ancora. Arrivederci. Grazie. Allora Vincenza, cosa abbiamo su questo nostro WhatsApp, questa messaggistica? Allora, abbiamo tanti messaggi. Puoi andare a leggere. Comincio un attimo a fare un po' di selezione. Continuano a parlare, Franco, di questo calciomercato. Ancora una volta, sì, ancora una volta. È meglio di Attilio Malena, ecco perché è ospite con noi oggi. Ad Attilio, ma anche per te, questa volta è la domanda. Ti chiedono se, partendo ovviamente dal mercato sugli svincolati, perché di questo adesso possiamo evidentemente parlare, se tu vedi in un ipotetico acquisto, quindi con lo svincolato, una risoluzione a 360 gradi di quella che potrebbe essere proprio una degna conclusione della squadra del Cosenza Calcio. Bah, io non penso in questo momento, lo ha detto Attilio, l'ha detto anche il direttore poco fa a Roma. Penso che il Cosenza, insomma, quello che doveva fare lo ha fatto e secondo me lo ha fatto bene, perché l'altra volta mi sono buttato praticamente sulla notizia e voglio ribadirla che per me il Cosenza, per come lo inquadro e lo inquadrerò io prossimamente, anche se non conosco i nuovi, però parlando con i colleghi del Corriere dello Sport, anche gli amici della Gazzetta dello Sport e di Tutto Sport, mi dicono che sono dei ragazzi di prospettiva interessanti, da Bois, sperando che non abbia più problemi praticamente fisici perché ha avuto la rottura dei 2 crociati, è stato molto sfortunato, convocato alla Roma in Champions, è dovuto fermare, quindi un ragazzo di prospettive, è arrivato uno esperto come Petrucci in mezzo al campo, dotato di grande tecnica, praticamente uno che ha giocato sempre all'estero, in Belgio, in Inghilterra, lo scorso anno in Turchia. Io dico che c'è il giusto mix, l'ho scritto stamattina sul Corriere dello Sport dove praticamente ho messo un po' a fuoco tutti i 3 reparti e con la regia di Occhiuzzo e con questo zoccolo duro penso che al momento il Cosenza fino a gennaio, sperando che si possa continuare a giocare, parlava del Covid poco fa, ma io in questo momento lo metterei un attimino da parte, dico sperando che si possa continuare a giocare, fino a gennaio penso che il Cosenza non andrà sicuramente sul mercato degli svincolati. Ti faccio un'altra domanda, ma in realtà poi la giriamo prego. al direttore. Quante domande oggi? Meno male. Hai giustamente citato prima le affermazioni del patrone Eugenio Guarascio che ad Anteprima Sport, proprio qui su Ten, ha detto ho un sogno. Ho un sogno. Sì, qual è questo sogno? Portare il calcio, quindi aprire una squadra, o meglio fare proprio una squadra calcistica all'interno del Camerun e quindi andare in Africa. Ecco allora la rigiriamo magari al direttore. Al direttore perché ci ha già lavorato, così ci può aprire un po' di più la mente. Esatto. Io qualcosina ce l'ho, però poi voglio vedere se corrisponde e collima con il suo pensiero. Sì, credo che abbia 2 finalità un'operazione del genere. Uno sia proprio di aiuto, di supporto alle popolazioni, perché già in passato altre società italiane hanno fatto operazioni del genere, tipo il Torino di qualche anno fa. Anche la Reggiana, no? La Reggiana, il Torino, e in quegli anni arrivarono diversi calciatori importanti che poi hanno calcato anche palcoscenici importanti. Ricordo Sandeo Lisee, Uome. Ma sai che un periodo di tempo quando il Cosenza era al Virginia, che ricordo praticamente tutti gli allenamenti con i vari allenatori, ci fu un periodo con Mutti, se non ricordo male, che arrivarono 4-5 ragazzi dalla Reggiana. Perché arrivarono molti ragazzi, hanno delle società che li sottoponevano a provini alle varie società italiane. Hanno società onlus che poi cercano di mandare calciatori in Italia. Ci sono 2 aspetti, uno che può essere il primo tesseramento, quindi sono paritari ai comunitari, quindi c'è la possibilità di avere... il primo tesseramento, ecco qua. Questi calciatori che magari per struttura, per morfologia, per organicità sono predominanti, oppure un mero aiuto a queste popolazioni, e in entrambe le situazioni è un'operazione intelligentissima. Operazione intelligente è quella che ha in mente allora il Presidente Guarascio, poi seguiremo il discorso come andrà a finire. Attilio, tu? Sarebbe bellissimo, sarebbe un messaggio di speranza in un territorio che
non può avere le stesse parità di ragazzi vissuti e cresciuti in Italia. Portare il messaggio, portare il nome del Cosenza e allo stesso tempo cercare di coglierla anche come opportunità per l'eventuale svezzamento di campioni, però credo che il gesto fondamentalmente sia un gesto di grande umanità che, qualora si dovesse concretizzare, credo in Calabria sarebbe un qualcosa di totalmente rivoluzionario. Vincenzo, allora? Attilio, che tipo di partita ti aspetti contro il Cittadella? Ma mi aspetto una partita molto complicata, anche perché il Cittadella è una delle squadre più ostiche da affrontare, non scopro certamente qualcosa di nuovo, anche perché il Cosenza dà il massimo e si esprime quando ha la possibilità di offendere, soprattutto in profondità. Ecco, mi aspetto che il Cittadella si concentri meno nel concedere la profondità al Cosenza, una partita guardinga, guerriera, dove gli episodi potrebbero fare realmente la differenza. Sentiamo il direttore Roma, cosa pensa di questo Cosenza e del Cittadella? Beh, Cittadella Tu ormai... conosci anche il direttore sportivo Marchetti, insomma, no? Sì, beh, è uno dei direttori più stimati che c'è attualmente e secondo me il Cittadella è una realtà che gli va ampiamente stretta, però lui preferisce lavorare là, fa sempre squadre importanti, preferisce lavorare in periferia, però fa sempre mercati intelligentissimi, effettivamente. Ultimamente ha visto che sul filo di lana, sul gong, l'Avellino è riuscito praticamente a bruciargli Fella? Non solo, aveva anche trattato... Che ieri tra le altre cose ha segnato contro il Palermo, ha vinto 2-0 l'Avellino di Braglia a Palermo. Peppe Fella è un giocatore che ha avuto una continuità degli anni che c'era Modica alla Cavese, poi andò a Monopoli e si confermò. A Monopoli, bravo. E poi è andato ad Avellino tramite la Salernitana. Stesso discorso era andato anche su Bernardotto, fortissimo, Marchetti, per far capire che comunque guarda molto il mercato sia di D che di C. È vero, ma lo diceva Costinelli, perché quando prendi poi uno di D e lo porti a Cittadella non succede niente. Magari lo porti a Reggio Calabria, a Cosenza, allora la piazza Mugugna. Negli ultimi anni ha fatto molto mercato sia in D che in C, effettivamente anche Marco Rosafio ha portato a Cittadella, che aveva fatto un anno a Messina, l'anno dopo era andato a Cava, aveva fatto bene in C a Cava e poi lo portò con lui da svincolato al Cittadella. Cioè stiamo parlando, dal mio punto di vista, perdonami se ti interrompo, Franco, perché spesso e volentieri si accosta il modello Cittadella al modello che potrebbe essere brevettato dal Cosenza. Per me è un modello inapplicabile in determinate piazze esigenti, come potrebbe essere quella di Cosenza, come potrebbe essere quella di Reggio Calabria. Cittadella ti dà la possibilità di sbagliare, Cosenza non ti dà la possibilità di sbagliare, così come Reggio Calabria non ti dà la possibilità di sbagliare. Ecco, è un modello, quello di Cittadella, che va sicuramente benissimo in quella determinata porzione d'Italia. Chiaramente è un modello, dal mio punto di vista, ripeto, ci mancherebbe, inapplicabile in determinate piazze che vivono di calcio e che logicamente hanno un certo tipo di pressione sui calciatori. Vincenzo, allora vogliamo andare a vedere la classifica della Serie B. Senza Leonetti ce la manda, andiamo a vedere questa classifica e poi magari il prossimo turno, poi nell'ultima parte ne discuteremo, parleremo anche un po' di Crotone, avremo Massimo Cerri, ci dirà qualcosina sul derby tra Vibonese e Catanzaro. Catanzaro che ha giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Martinelli, al fronte via della ripresa, caro Domenico, tu che vieni da quelle parti, da Vibo, no? Conosci molto bene poi la Vibonese. E allora abbiamo qualcosina, Vincenza? Sì, sai cosa? Una notizia effettivamente più o meno degli ultimi istanti. Sì? Torniamo un attimo a bomba sulla questione coronavirus. Abbiamo altri 3 positivi nell'Under 21, nella nazionale Under 21. Intanto è stata rinviata la partita con l'Islanda, giustamente. Non solo è stata rinviata la partita, ma adesso, proprio la notizia dell'ultima ora, addirittura si parla di una importante quarantena, ma proprio di una sospensione vera e propria. Quindi insomma è, come dicevi tu Franco, è una situazione problematica che dilaga e che va affrontata. Dovrebbe essere uno dei calciatori Plitzer, il portiere della Reggina, e sarebbe senza dubbio una perdita importante per la Reggina. È vero, è vero. Sì. Allora abbiamo qualche altra cosa? Abbiamo la classifica, Franco. Sì, la classifica Senzo ce la manda e poi il prossimo turno. La classifica di B, dicevamo, col Cittadella diventurato al primo posto. Eccola con qua, 6 punti, puoi andarlo a leggere tranquillamente. Allora, abbiamo in testa alla classifica Cittadella con 6 punti, seguono a 4 l'Empoli, il Lecce, la Reggiana, la Reggina e la Salernitana.
3 punti Frosinone Venezia, ancora il Cosenza, Monza, Pisa, Pordenone, Spal 2 punti, chiudono ad 1 punto Chievo, Vicenza Ascoli, Cremonese Pescara, Virtus Entella e Brescia. Questa è la classifica, cosa vogliamo dire? Vedere il Brescia lì in fondo, ce l'ha detto anche Agostinelli. Ma c'è delle gestioni insomma, dopo cervellotiche. 2 giornate solo uno come Cellino o Zamparini, ricordo io, possono fare certe cose, dopo 180 minuti non si manda mai via un allenatore, evidentemente. Ci sono delle Poteva tenerlo Lopez, o no? Assolutamente, Domenico. non doveva probabilmente mandare via Lopez prima. Solo perché retrocedi quando ormai non c'è niente da per mandare un fare. allenatore via dopo 2 giornate vuol dire che ci sono dei problemi pre-campionato, altrimenti non c'è una spiegazione Prima logica. della pubblicità io direi di andare a vedere, cara Vincenza, il prossimo turno. Abbiamo anticipato su Cosenza Cittadella sabato alle ore 14, così come Virtus Entella Reggina. Poi andare a leggere il prossimo turno, perché Brescia-Lecce si giocherà in anticipo alle 20:45 venerdì sera in diretta su Rai Sport col nostro amico come seconda voce che abbiamo ascoltato poc'anzi, Andrea Agostinelli. Puoi andare? E subito dopo Brescia-Lecce, come giustamente hai detto tu Franco, ovviamente Cosenza Cittadella a Cremonese, Cremonese Venezia, Ascoli andrà a Frosinone, Monza, Vicenza, Pescara, Empoli, la Spal dovrà giocare a Pordenone, la Reggiana per Reggiana Chievo, Salernitana Pisa e la Reggina affronterà la Virtus Entella. E allora, cosa vogliamo dire? Ma mi intriga particolarmente. Esatto, quali sono le partite che diciamo ti intrigano di più? No, mi intriga particolarmente Pordenone Spal. Da una parte la Spal che ha delle determinate certezze. Posso farci una domanda di calciomercato? Quell'Almici, no, del Pordenone che aveva richiesto anche il Cosenza, così magari nelle ultime 24 ore di calciomercato, è finito poi è a andato Palermo? a Palermo, sì, è andato a Così Palermo, come Jeremy Bro, già anche Jeremy Bro è finito a ha Palermo. firmato un triennale proprio 2 giorni fa al Mici, per cui credo che da una parte la Spal forte delle proprie certezze pre-retrocessione. Però deve fare meno il narcisista, insomma, in campo, La Spal, no? Assolutamente. Non deve specchiarsi sempre perché col Cosenza per manifesta superiorità. Ha anche rischiato. Ma dall'altra parte incontrerà una certezza di questo campionato che è il Pordenone che nell'ultima sessione di calciomercato dal mio punto di vista ha certificato le proprie ambizioni di solidità societaria, di società disposta nuovamente al salto di categoria, una delle società più solide dell'intera cadetteria. Se vediamo di nuovo praticamente le partite, io volevo chiedere al direttore dell'Avello Domenico Roma, il Monza c'è un bel po' di positivi, È un problema, Vediamo subito. È un problema di tutte le società ormai. Ormai sì, bisogna avere una rosa attrezzatissima, non attrezzata. Monza-Vicenza è uno scontro tra 2 neopromosse. Neopromosse, ma di neopromosso non ha nulla né l'una né l'altra. Una che ha fatto un mercato. Dall'altra parte c'è Perina tra i pali, Sì. nella Vicenza dell'amico di Carlo. Di Carlo, sì. Ottimo allenatore. Sono 2 società che di neopromosso non hanno nulla, Vero. né budget né organizzazione né tantomeno allenatore e allestimenti tecnici, perché il Monza ha speso molto più di molte società di Serie A e questo è certificato. Il Vicenza da sempre opera in maniera importante sul mercato, anche quest'anno ha operato, ha un monte ingaggi elevatissimo, quindi poi ha un allenatore che comunque ha allenato in Serie A, un allenatore che tutti conoscono, che ha fatto benissimo negli anni addietro, poi si era magari un po' perso, per ora si è riconquistato una categoria. C'è un nostro caro amico che ci segue sempre, Vincenza, il dottor Renato Coscarella, che salutiamo, grande tifoso, caro Renato, del Cosenza, che ci chiede cosa ci puoi dire, Attilio, di questa nouvelle vague del Cosenza, Dabà, Abouà, che giocatori sono, perché noi giornalisti non possiamo vedere gli allenamenti per il discorso Covid, dobbiamo aspettare solo la partita e poi magari in una partita lì li conosci per la prima volta e devi aspettare almeno 2 o 3 partite prima di dare un giudizio definitivo. Certo, quasi. Credo che questa infornata Conosciamo di acquisti... solo Petrucci in sostanza, certo, no? O magari su YouTube Adrian Petre. Sì, ma questa infornata di acquisti che è stata effettuata dal direttore sportivo Stefano Trinchera hanno realmente una premessa doverosa da dover fare, sono tutti calciatori di grande talento. Bois rispetto a Corsi è un calciatore molto più offensivo, bravo nella spinta, basta unire concretezza e allo stesso tempo comunque una buona tecnica. Sacco non lo scopriamo certo noi, grande imprevedibilità, può spaccare le partite.
Parlano sono tutti calciatori di grande talento. Forza e potenza, come lo definito io. Concretezza e allo stesso tempo anche buona tecnica, però Bois ha il crisma qualora dovesse realmente entrare in condizione di un calciatore importante. Poi mi È dici nato per qualcosina fare di il quinto, Tiritiello a secondo me. volo, 30 secondi per Tiritiello perché dobbiamo andare in pubblicità, Vincenza. Allora, Attilio, Tiritiello. No, su Tiritiello credo sia migliorato moltissimo, Molto. ci può stare nel pacchetto di difese e fa bene Roberto Chiuzzi dal mio punto di vista a puntarci. Attilio, al volo una domanda, giusto se riusciamo No, non prima riusciamo. della pubblicità, allora te la faccio subito dopo, mi raccomando rimanete con noi, a fra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora, terza ed ultima parte di replay per questo 12 ottobre 2020. Allora, Vincenza, mi pare che siamo rimasti a metà con Sì, chi? siamo rimasti a metà e io avrei una domanda per Attilio. Attilio, ti chiedono la presenza di un centroavanti di peso come Petre. Potrebbe riportare il Cosenza al famoso gioco 3-4-3? Sì, però credo sia orientato Chiuzzi soprattutto nelle ultime partite, dipende molto dall'avversario che vai ad affrontare. Petre può essere una soluzione come lo stesso Gliozzi, però indipendentemente dall'avversario che vai ad affrontare, assolutamente. Io credo che Borrelli sia a livello di potenziale una sorpresa. Conosco molto bene il papà di Gennaro Borrelli, tra l'altro figlio d'arte, il papà vecchio calciatore che ha fatto molto bene in Campania. Di Borrelli lo scorso anno lo accostavo alla Juventus, un motivo ci sarà e potenzialmente un'altra di quelle operazioni che può diventare cruciale per il Cosenza. Ma ritornando alla domanda, avere un centravanti strutturato come può essere Borrelli e Petre in determinate partite può fare la differenza, ma i tre piccoletti davanti forniscono ampie garanzie al Cosenza. Vincenza, abbiamo Crotone. Abbiamo la telefonata, pronto? Buon pomeriggio a tutti. Ciao Claudia Berlingeri, Gazzetta del Sud, noi ti disturbiamo sempre, puntuale e precisa. Claudia, l'attesa È sempre un piacere, Franco. Grazie per la tua disponibilità. L'attesa a Crotone per questo arrivo della signora Juventus. Sì, diciamo che sale l'attesa, però Franco c'è anche un po' tanto dispiacere perché di solito nelle gare precedenti con la Juve c'era il tutto esaurito all'uscita, chiaramente quest'anno non ci potrà essere il pubblico all'uscita. La società ha fatto la richiesta per i 1000 spettatori, però sta attendendo risposte dalla Regione Calabria, per cui insomma sarebbero comunque troppo pochi posti per poter accogliere tutti da tutta la Calabria, visto che la Juve ovviamente ha un seguito numerosissimo, è vero. Sì. E senti un po', questi 1000 posti leggevo anche sul Gazzetta del Sud, oggi un tuo articolo dove si parlava che praticamente si aspetta una risposta dei genitori della Regione Calabria, ma andrebbero fatti gli inviti? Da parte della società, sì, non sarebbero, diciamo, dei tagliandi. No, perché i vecchi abbonati potrebbero dire perché noi sì e loro no, perché noi no e loro sì. Insomma, si potrebbe innescare una piccola polemica, insomma, dai. Certo, sicuramente sarebbe giusto, insomma, da questo punto di vista una polemica, anche se conoscendo, insomma, un po' la piazza è chiaro che farebbe piacere assistere ad una gara del genere, però è chiaro che non dipende dalla società, per cui insomma i tifosi sono sicuramente dalla parte del club del presidente Vrenna. Sentiamo Vincenza Gallo per la nostra Claudia. Claudia, è una partita importante come tutte del resto, visto il campionato di Serie A che di per sé per antonomasia è veramente quello più importante calcisticamente parlando, ma che tipo di partita vi aspettate e quali sono gli umori? Sicuramente è una partita ostica perché chiaramente incontri i campioni d'Italia, per cui insomma diciamo che sulla carta non ci sarebbe storia. È chiaro che è una partita che dà parecchie motivazioni ai pitagorici che sicuramente vorranno ben figurare. Poi è chiaro che questa settimana Stropp avrà tante soluzioni da poter valutare perché finalmente il mercato è finito, tanti nuovi innesti sono arrivati, anche se i nazionali sono fuori,
però insomma sicuramente ci sarà una squadra tra virgolette nuova rispetto a quella vista in queste prime 3 giornate, che comunque ha dimostrato di essere in crescita, per cui ora c'è chiaramente solamente da lavorare in vista di questo campionato che comunque è duro a prescindere dall'avversario di turno. È vero, verissimo, con un Siligardi in più nel motore. Attilio Malena. No, ma a proposito, toccando con mano e vivendo la quotidianità, Claudia saprà sicuramente su quali uomini Giovanni Stroppa confida di più per poter mettere in difficoltà la Juventus, con quali certezze si ripresenta il Crotone ad una sfida che sulla carta appare logicamente proibitiva. Sì, diciamo che la quotidianità è relativa perché noi purtroppo non possiamo assistere agli allenamenti, perché al centro sportivo può entrare solo chi rispetta il protocollo della federazione, per cui noi non possiamo, come facevamo prima, andare ogni pomeriggio all'allenamento. È la stessa cosa a Cosenza, Claudia, la stessa cosa a Cosenza. Sì, ma dappertutto così. Diciamo che ieri la squadra è stata a riposo, oggi pomeriggio in questo momento ancora so che non è iniziato, perché ho sentito l'addetto stampa Luciano Iardi, ancora non è iniziato l'allenamento, però oggi dopo aver effettuato il tampone, doppio tampone, ed essendo negativo, Luperto si è aggregato alla squadra, quindi diciamo che un innesto in più in difesa, Luperto in difesa ci sarà. Valido, sì. Esatto, diciamo che la difesa era uno di quei reparti in cui c'erano diverse lacune, per cui sicuramente Luperto potrà essere in questo senso fondamentale per aiutare il reparto difensivo. Ma anche in attacco, vediamo, Rivière e Benali dovrebbero allenarsi a parte fino a sabato, ancora non abbiamo certezze, però non si sono in dubbio, diciamo, per la gara con la Juve. 2 elementi su cui insomma Stroppa confida molto non solo per la Juve ma per tutto il campionato, per cui speriamo di poterli riavere da subito. E allora lo ricordiamo, Crotone-Juventus sabato sera 20:45, giusto? Esattamente, l'uscita, insomma, buona serata a tutti. Grazie Claudia per la disponibilità, grazie come al solito. E allora, Crotone-Juventus, Catanzaro, mi chiamate Catanzaro per cortesia, voglio sentire da Massimo Cerri che partita è stata. Allora, Domenico, allora hai sentito da Crotone? Dici sì. Giustamente 1000 spettatori, non si sa se la regione dà l'ok o non dà l'ok. Come diceva Andrea Costinelli, il pubblico è il 12° uomo nel vero senso della parola del uscire, come può essere magari al Marullo o al Granillo, no? Dappertutto il 12°. Però giocare contro la Juve senza pubblico in determinati stadi ha un qualcosa in più, un quid in più, però credo che comunque sia il campionato del Crotone non è la partita contro la Juve che però possa, voglio dire, sono partite senza punti ormai è una partita importante, affascinante, ma non è la partita che può o che deve dettare i ritmi di un campionato che sono lunghissimi. Sicuramente non è questa la partita che può incidere in positivo e negativo sul lungo percorso di un campionato. Naturalmente ha un suo fashion, ha un suo perché, ma non è questa la partita importante, secondo me. Sentiamo Attilio Malena. No, sono assolutamente d'accordo, non è questa la partita dove il Crotone deve dimostrare di essere cresciuto e di aver capito gli errori che ha commesso. Ci si attendeva probabilmente qualcosa in più dal Crotone, soprattutto nella sfida contro il Genoa. Gli errori commessi sono stati moltissimi, però è chiaro che c'è quel periodo di apprendistato che il Crotone necessariamente deve compiere prima di entrare a pieno regime nella lotta alla salvezza. La società ha fatto quello che ha potuto sul mercato, ampiamente sufficiente, ha consegnato a Giovanni Stroppa tanti elementi in grado di poter sbocciare da un momento all'altro. Petriccione è un'operazione economicamente importante, il Crotone era disposto a fare un sacrificio economico ulteriormente importante, il doppio di quello che ha pagato Petriccione, 1,5 milioni, ha offerto 3 milioni per Falco, ma le tempistiche non prevedevano che il Lecce si potesse privare di un calciatore così importante. Ma davanti, con l'arrivo di Siligardi a centrocampo, il Crotone è senza dubbio molto completo, attendendo il pieno recupero di Benali. Benissimo, allora vai in attesa, poi cominciamo a vedere anche i risultati della Serie C il prossimo turno. Abbiamo visto quello della Serie B del Cosenza, ci scrivono ancora in tantissimi per quanto riguarda il Cosenza, domande principalmente per Attilio Malena ma anche per il direttore sportivo a Roma, che poi vi leggerò io dopo sul mio telefono personale. Vai Vincenzo. Allora Attilio, rimaniamo in casa Crotone e
Spostiamoci poi a Cosenza. Ti chiedono, finita la campagna acquisti, quale è stato, tanto per il Cosenza quanto per il Crotone, l'acquisto che potrebbe diventare nel corso ovviamente di tutto l'iter della Serie B più determinante, quindi l'acquisto più determinante? Per il Crotone mi piace pensare che possa essere Petriccione, un calciatore che nella Però anche il Benale recuperato. Assolutamente, però essendo stato fatto un importante sforzo economico, 1,5 milioni per arrivare a Petriccione, mi piace pensare che il piccolo Modric, come lo chiamavano dalle parti di Lecce, possa calarsi da subito in maniera realmente decisiva ai fini dell'ottenimento di risultati sempre più importanti per la formazione di Giovanni Stroppa. Per il Cosenza ti faccio 2 nomi, anzi 3. Poi voglio sentire anche Borrelli, Domenico Roma su questa stessa domanda. Mi intriga molto Borrelli per ciò che abbiamo detto in precedenza, mi intriga molto Vera perché a Cosenza potrà trovare quell'ambiente, quel minutaggio che a Lecce per forza di cose non poteva avere, e come stiamo raccontando ormai da diverse settimane, Bua ha le caratteristiche, le credenziali per poter essere un crack. Allora, vai subito con Domenico Roma. Direttore, oltre alla domanda che ho fatto ad Attilio Malena, ti chiedono, Perina in realtà non sta giocando a Vicenza, quindi il mister Di Carlo sta preferendo al momento Matteo Grandi. Come la vedi questa scelta? Se pensi possa essere in qualche modo comprensibile, e se si ipotizza ovviamente, avremmo con il senno di poi avremmo dovuto mantenere il portiere Pietro Perina tra i pali del Cosenza Calcio. Allora, rispondo prima alla domanda dei 2 calciatori. Secondo me per quanto riguarda il Crotone, secondo me visto il campionato l'anno scorso potrebbe essere determinante Rivière, perché l'anno scorso il Crotone ha avuto problemi nella fase realizzativa. Vero. Per quanto riguarda il Cosenza assolutamente Borrelli, perché secondo me è un calciatore... pure tu su Borrelli punti? Secondo me è fortissimo, un calciatore fortissimo, sì. Perché abbiamo Petri, Gliozzi, Borrelli. Gliozzi è un grande acquisto, Petre lo conosco meno, però Borrelli secondo me è un giocatore... Cioè, in poche parole, per far capire, ricorda i primi Petagna, ho capito. Quel tipo di calciatore in grado di poter sbocciare. Ma guarda, la domanda che hai posto tu ad entrambi per quanto riguarda Perina, l'altra volta nella nostra trasmissione c'è stato praticamente Antonio Clauso di Cosenza Channel, che è un altro che praticamente è molto vicino al calciomercato e lo conosce molto bene pure Attilio Malena, e parlava di un tesoretto che il Cosenza ha messo da parte, perché nel momento in cui un calciatore Cosenza ha risparmiato su Perina, certo, questo è dove ha risparmiato sì. su Perina, perché nel momento in cui mi vai a chiedere 160-170 mila euro all'anno per 2 o 3 anni, il Cosenza dice vabbè, prendono un portiere come Falcone, molto bravo, dalla Sampdoria, che magari la Sampdoria contribuisce, c'è il discorso della valorizzazione, e tu quei soldi di Perina anche li quello puoi della investire Roma è stato valorizzato giustamente per altri calciatori. Ecco, molto spesso è Domenico è giusto o no? È Domenico qui che lo fa quotidianamente, lo svolge in maniera egregia. C'è una domanda poi per Domenico. Da diverse stagioni. Ecco, il direttore sportivo, la difficoltà del direttore sportivo con il poco budget a disposizione, ecco, queste piccole valutazioni che al nostro occhio, all'occhio del tifoso possono sfuggire, poi fanno e rendono grande un direttore sportivo. Ecco, la gestione del caso Perina può essere stata, dal mio punto di vista, anche amplificata, con tutto il rispetto per le qualità di Perina, ci mancherebbe, portiere importante, però Falcone economicamente sicuramente ti dà delle garanzie, anche e soprattutto perché no sul campo. Certo, poi la scelta secondo me di non giocare in questo momento Perina, quella è una scelta temporale, secondo me. Temporale perché oltretutto non ha svolto il precampionato con Vicenza, l'ha svolto il primo portiere, ed è normale per le gerarchie di spogliatoio ma ci sono anche altre che dinamiche. un allenatore debba procedere in questo senso. Una domanda per te, scusa, mi avvolo. Come si lavora con Zeman? È un po' come si lavora con Modica la passata stagione, sono molto simili, sono perfezionisti. Modica poi era praticamente il pupillo del papà di Karel, no? Uno è il figlio reale e uno è il figlio acquisito. Il famoso 4-3-3, insomma. Sì, sono 2 allenatori che cercano entrambi molto la perfezione, sono scrupolosi sul lavoro, sono grandissimi lavoratori, sono uomini da campo che però non tralasciano. Anche lui fa fare praticamente le scale. Identico al papà? Identico. Tale quale? Identico. Quindi le scale delle gradinate? Si fa fare pure a lui, si fa fare anche a me ogni tanto. Ah sì? No, tu sei già magro. Sì, comunque abbiamo fatto, per farvi capire, abbiamo fatto 40 giorni di ritiro,
e poi, visto che avevamo avuto il problema per il problema Covid, che non abbiamo potuto giocare la prima, abbiamo continuato la fase di ritiro anche in sede. Quindi, il vostro obiettivo? Allora, il nostro obiettivo è una salvezza tranquilla, ok? Partiamo da questo presupposto. Evitiamo arrivare il più in alto possibile, li vogliamo... No, vabbè, però ci dicono che siamo una rosa importante, allestito per qualcosa di importante. Lì si possono fare anche i playoff, giusto? Beh, ci danno tra le favorite insieme al Casarano e al Taranto. Casarano è una gran bella squadra. Liurni, Herrera, potremmo andare avanti, hanno allestito una squadra, non lo dico io, lo dicono i nomi. Che e con allora, il giusto mix Attilio, può vogliamo essere andare a vedere determinante. con vincenza quello che è successo ieri in Serie C. Se Enzo Leonetti dalla regia ci fa vedere con la videata i risultati, andiamo a vedere i risultati della Serie C e naturalmente la classifica generale. Eccola qua. Allora andiamo a leggere i risultati. Bisceglie perde contro la Turris per 1-0, Casertana Ternana pareggio 3-3. No, 1-1 è là. Bisceglie Turris? Allora io ce l'ho non aggiornata, Franco, sì, non vedi, ce l'hai questo è aggiornata. il bello della diretta. Casertana Ternana 3-3, Foggia vince contro il Potenza per 2-0. Te lo controllo subito, Francavilla 2-1, lo 0-2 del Teramo sul Monopoli, Paganese Cavese 0-0, Palermo Avellino 0-2, Catanzaro 0, Vibonese 0 a Vibo e 0-3 Viterbese Bari. Allora, era uno dei due, diciamo, posticipi serali, Bisceglie Turris, 0-1, è sbagliata la grafica, assegnata al 41esimo del primo tempo Giannone, quindi 0-1. Andiamo a vedere la classifica generale, aveva ragione il direttore, è sbagliata giustamente la grafica, dai. Andiamo a vedere la classifica generale. La leggiamo insieme. Al primo posto con 10 punti il Bari, segue la Turris 9, Teramo 7, Avellino, Ternana, Juve Stabia 6 punti, da sola 5 punti la Vibonese, il Catanzaro e Potenza 4 punti, Foggia, Catania, Monopoli 3 punti, 2 punti Casertana e Paganese, penultimi in classifica con 1 punto, Cavese, Palermo, Francavilla e Viterbese, chiude la classifica a 0 punti il Bisceglie. E allora, cosa vogliamo dire di questa cosa? Ti hanno detto i tuoi amici di Vibo? Per quanto riguarda la partita, abbiamo già detto che il Catanzaro poi ha giocato. Ci dispiace non parlare con Massimo Cerri perché ci dicono che praticamente non riusciamo a metterci in contatto. Non lo so, forse riunione, staccate. Ah, riunione col presidente, ci dice Enzo Leonetti alla regia. Ecco qua, è riuscito a mettersi in contatto. Vedi, anche questo è il bello della diretta, presidente. Franco. Benissimo, allora? Avrebbe fatto piacere salutarlo. E infatti, anche a noi. Comunque sia, mi dicono di una partita particolare, poi ha giocato buona parte del secondo tempo 10 contro 11, però il Catanzaro come ogni anno parte con la volontà di fare un campionato importante. Quest'anno ha ridimensionato moltissimo il budget e ha cambiato moltissimo la rosa, quindi diciamo che bisogna attendere per capire quali siano i reali valori del Catanzaro. Per quanto riguarda la Vibonese, ha mantenuto una buona ossatura di quello che era l'anno scorso, quindi Mengoni, Marus, Redolfi, Pugliese, Tumbarello, Berardi, quindi diciamo che c'era una base da cui partire. Hanno innestato giocatori secondo me importanti per la categoria, potrebbero fare un campionato importante, magari anche al di sopra delle aspettative. Spero con tutto il cuore che la Vibonese possa centrare gli obiettivi che si è prefissata e centrarli prima possibile, perché comunque è una piazza che merita il calcio importante e merita il calcio fatto in maniera intelligente. Il Bari si è preso subito lo scettro del campionato, sì, il Bari subito, esattamente, ha recuperato Dursi. Mi è piaciuto molto personalmente il Teramo, che ha cambiato poco o niente, stessa squadra dello scorso anno, quindi si va sulla linea della continuità, però potrei dire un'eresia in questo momento, guardando il Catanzaro a 4 punti, ma da quello che si respira, dall'organizzazione che ha portato il direttore generale Foresti, dall'organizzazione, dal mercato fatto, dal direttore Cerri, dal mio punto di vista il Catanzaro ha le credenziali per essere una squadra
lì per giocarsi il campionato. La partenza del Bari è diversa quest'anno, l'anno scorso aveva avuto una partenza ad handicap. Io ho visto È vero, verissimo. Ho visto la partita con la Cavese, non meritava di vincere, però sono cinici. La Cavese con 8 under ha giocato in realtà molto meglio del Bari, però hanno un cinismo che la passata stagione non avevano. Stesso discorso vale per il Teramo. Senti, questo Catanzaro, Domenico, come lo inquadri? Con Calabro... Calabro è un allenatore che sa fare il suo, ha il suo, lo fa in maniera intelligente. Hanno cambiato molto, hanno ridotto di molto anche i budget, hanno preso comunque calciatori importanti per la categoria, parlando di Branduani, che secondo me è un portiere importante, portiere molto bravo, e passando anche da altri profili. Hanno fatto un mercato al contrario, hanno ceduto ingaggi importanti che potevano essere Canutè, i vari Tulli, Statella, alla Vibonese, ieri ha giocato da avversario. Sì, hanno ridimensionato in questa maniera e hanno investito. Hanno preso un 2000 che era ex Cosenza, Salines, per far capire che quest'anno... Salines ce l'ha detto in diretta a Cerri qualche settimana fa. Sono andati a recepire sul mercato qualcosa di più giovane con magari più prospettiva, e magari questo potrebbe... Sì, però quando sento parlare di ridimensionamento e poi l'ultimo giorno... No, non sto parlando di te. Quando sento parlare di ridimensionamento e ti presenti all'ultimo giorno di mercato con Felice Vacuo, non si può parlare di ridimensionamento. Rispetto a quello che c'era, quello che secondo me sono riusciti a risparmiare, perché Felice Vacuo sì ha un costo, però Felice Vacuo arriva da una situazione che si era svincolato dal Trapani l'ultimo giorno, quindi magari avevano una liquidità tale da poter entrare sul mercato in quel momento in gamba tesa, e quindi hanno potuto fare un mercato. Siamo nei minuti finali, ci dispiace per l'amico Cerri, perché come dicevano dalla regia in riunione col presidente Noto, che salutiamo. Allora, a bomba sul Cosenza, sì. A bomba veramente non solo sul Cosenza, ma sulla classifica in generale. Per i nostri ospiti, di fatto chi si occupa di calcio, chi mastica un pochino di calcio, prima di pronunciarsi aspetta quantomeno di vedere le prime 8 o 10 partite. Allora Attilio, direttore, vi chiedono per quanto riguarda il Brescia e il Monza, che di fatto stanno andando bene e sono tra le favorite, ci saranno secondo voi delle sorprese oppure continueranno in questa cavalcata verso la Serie A? Ma la partenza del Monza è una partenza anche abbastanza inattesa e insoddisfacente, però il Monza non può fare altro che crescere con i nomi a disposizione. È vero che i nomi in Serie B non fanno la differenza, ma dipende da che nomi, perché se parli di Menez, se parli di Boateng, sono nomi che non c'entrano con la categoria. Dall'altra parte il Brescia dipende da cosa ha in testa il suo presidente Massimo Cellino. Ci sono delle gestioni incomprensibili, ecco, quella del Brescia è una gestione che va al di là dell'incomprensibilità di ciò che può essere accaduto con Degli amici fanno una domanda per te sull'Avellino di Braglia, che ieri è passato per 2-0 a Palermo con gol di D'Angelo e Fella, appunto. È una squadra di categoria, costruita bene secondo me dal direttore Salvatore Di Somma. Ci si aspettava dall'arrivo di D'Agostino una ventata di investimenti, giusto per far capire come in realtà sia cambiato il modo di fare mercato. Il presidente Noto, il D'Agostino, anche lo stesso Aurelio De Laurentiis sono imprenditori importantissimi che potrebbero permettersi degli acquisti realmente con cifre spropositate per la categoria, eppure fanno business. Una domanda per entrambi, fa anche così. Una domanda per entrambi, eccola qua. Quali possono essere le insidie della sfida di sabato prossimo alle ore 14 tra il Cosenza e il Cittadella? Naturalmente per il Cosenza le insidie. Le ripartenze del Cittadella forse? L'organizzazione di gioco del Cittadella. È una società, è una squadra organizzatissima. Lo scheletro, il nucleo del Cittadella, la mentalità, ma dall'altra parte c'è una squadra rispetto a tutte le altre come il Cosenza che ha un cuore e un'identità chiara grazie al lavoro di Occhiuzzi. Vincenza, allora siamo giunti alla fine, c'era qualcosa da leggere, altrimenti possiamo salutare. Guarda, io prima di salutare, Attilio ha parlato di Menez come calciatore, voglio dire che non è soltanto bravo calcisticamente parlando, ma è anche un fuoriclasse nella vita, perché brava. È una il cosa canile, non solo, una casa per bambini. anziani, Esatto. un canile e una casa famiglia, quindi sono
sono cose da sottolineare perché Col insomma, sostegno di Menez. sì, si parla sempre di questo stereotipo del calciatore Villa che in Torlonia, mi questo pare. caso, esatto, è visto finalmente in accezione positiva, quindi che ben vengano questi esempi. Franco, io Ok, ti allora ringrazio. siamo giunti, cara Vincenza, ai saluti finali anche per oggi. Io ringrazio naturalmente Attilio Malena per essere Alla stato prossima, qui con buon noi. proseguimento a Ringrazio tutti. il direttore sportivo ex Vibonese dell'Avello Calcio Domenico Roma. Grazie Domenico, Grazie a so voi che per sei l'invito venuto e buona serata. a trovarci e ci ha fatto veramente tanto piacere. Ringrazio naturalmente Vincenza Gallo. Grazie Vincenza a te per essere stata oggi la mia compagna di viaggio e d'avventura. Sono io che ringrazio te, è stato un onore e un piacere e ovviamente lunedì prossimo ci sarà Stella alla quale mando un forte bacio. E noi ci vedremo lunedì prossimo 19 per parlare di quello che sarà successo appunto in Serie B tra il Cosenza e il Cittadella, tra la Virtus Entella e la Regina, e naturalmente parleremo anche come oggi di Serie C. È tutto da parte di Franco Segreto, arrivederci!